sempre ai nostri orari nobili. Questa volta non saremo in compagnia del Baffo e Iappo, come avete visto nello scorso video, ma saremo in compagnia di Simone. Chi è Simone? Guardate quel maiale. Per una volta che sono in orario io, è in ritardo lui. Guardate come si avvicina, con spocchia, come suineggia. Che aplomb. Buongiorno. Ah, stai facendo un video? Certo, io sto tutto qua dietro. Sto per mettermi le scarpe che non indosso da mesi e ho scoperto ieri sera che era diventato Che non erano diventate le case di un nido di ragni e il mio cappello, dicevo, era diventato sede di una blatta. Allora siamo arrivati a su piazze. Ah, vabbè. E ci sono i puffi. Cosa? Non ditelo a Gargamella, ma noi abbiamo trovato il villaggio dei puffi. Ci sono più grandi puffi di quanto sia necessario. Sì, in effetti ci sono 3 o 4 grandi puffi in questo villaggio. Comunque È una democrazia in realtà. siamo a sud del lago di Garda. Tra una ventina di minuti dovremmo arrivare verso il Monte Baldo. Per adesso il panorama è dignitoso, direi. Siamo in cerca di un alimentari per prenderci dei paninazzi. Per adesso ci siamo fermati al bar per Quello deve essere il lago. fare colazione. Cosa? Quello deve essere il lago. Sì, ci sono buone probabilità che quello là in fondo sia il lago di Garda, effettivamente. Andiamo a mangiare. Abbiamo fatto colazione, cioè lui ha fatto colazione, io ho rifatto colazione. Senza bere il caffè. Questa cosa la dovrei spiegare ai tuoi figli. Senza bere il caffè. Poi voglio vederlo. Abbiamo scoperto che questo bar ci può fare anche i panini, quindi ci stiamo facendo fare 2 panini a cranio, così non dobbiamo fermarci poi successivamente in un alimentare che abbiamo scoperto in realtà che qui aprono alle 9, quindi No, non è vero. In realtà passiamo, ce ne sono 14 a 14 che fanno Sì, così. sì. Ma facciamo 4 panini. Ok, allora siamo arrivati. Come cazzo si chiamava il posto? Rifugio Novellina, Norventella, Novazzana, con l'orto botanico. Siamo arrivati, noi praticamente... Mucche! Noi dobbiamo andare lassù, ok? E il tiro inizia lì. Altitudine di partenza 1205 metri, segna qui. Altitudine di arrivo 2200 e qualcosa metri. La prima cosa che ha detto lui è: non voglio neanche mettere gli occhiali perché meno vedo meglio sto. Ricordiamo che lui è il Simone che ho menzionato nel primo video. Altro piccolo passaggino che sicuramente a Simone piacerebbe. Bene ragazzi, si parte. Allora ci sarà una messa festiva nel mese di luglio-agosto alla chiesetta alpina di Santa Rosa, al rifugio Telegrafo, che è dove dobbiamo arrivare noi, a 2150 metri. Vi aspettiamo tutti, sa messa festiva alle ore 11:30, quindi mi raccomando, puntuali sulla cima del Monte Baldo. Mi fanno male i talloni. Se fanno male i talloni e siamo scesi dalla macchina. Questo sarà Simone alla fine del sentiero. Cioè la nostra macchina è qua, là abbiamo fatto 200 metri. Ecco. Allora, questa cosa è stata organizzata meno di 24 ore fa e io dissi: oh, mi raccomando, bello, easy. Sì, no, guarda, è lineare. Beh, è lineare però. Sì, anche una parete verticale è lineare. Il fatto è che sarà tutta così. Allora, sono 900 metri di dislivello in 4 km e mezzo. Quello di sì. Cioè, per stimolarti a superare i tuoi limiti, Bel. La vai a fare in culo. E con il tuo spirito. Primi 100 metri di dislivello fatti nell'arco di 15-20 minuti. Le nostre macchine sono quelle laggiù. Adesso vediamo se si può zoomare in questa merda di... Sì, ok, quelle là. Speriamo più che altro che le nuvole si cavino dalle balle, perché altrimenti la visuale da lassù sarà un po' bianca. Guardate che belle queste parti di boschetto. Come va? Formiche. Formiche grandi come 3 formiche. Ragazzi, sembra incredibile, ma in tutto questo tratto c'è una discesa. Sono commosso. Non è sudore, sono lacrime. Ah, ecco, Novezzina, ecco come si chiama quel rifugio. Perfino il cartello è Piegato. Sappi che più scendi più devi salire, quindi non è un bene che ci sia una discesa. Ah, e comunque attenzione, in questo punto qui siamo arrivati a 1410, 200 metri di dislivello percorsi. Ma stiamo scendendo. Vabbè, stiamo scendendo di 5 metri. Quindi ne rimangono solamente altri 800. Fosse tutto così. Dai, lassù, via. Volevo fare delle riprese per i prossimi 100 metri, ma poi ho visto questo. No, come pensi di affrontare questa situazione? Non lo affronto semplicemente. Aspetti qui. No, ma sul serio? È una frana questa.
passo alla volta. Che bello sto punto. A me piace da matti. Sono sessualmente eccitato. Io sono quasi sessualmente eccitato. Mamma mia, la funivia. Olè. È durato anche poco, purtroppo. Già. Altri 100 foot avrebbe potuto durare. Porca troia, sarà almeno 100 foot. Opla, siamo usciti da quella specie di boschetto lì, quelle frasche. Siamo arrivati su questa piccola vallatina. Noi abbiamo parcheggiato qui. Noi siamo qui. Dobbiamo arrivare qui. Stavamo leggendo questa cosa qui e non capivo esattamente questa frase qui. Numerose sono lungo la cresta sommatale del Monte Baldo le finestre o ventagli. Sì, è un'indicazione in endecasillabi. ABC, AB, AB, CC, B, A, B, C, F, 8. Siamo arrivati a, vabbè adesso è il contrario, fa lo stesso, comunque credeteci, a 1500 metri. Partiamo da 1200, quindi 300 metri di dislivello, ne mancano altri 700. Quindi dici che pezzo di questo Solaris? A tratti era più leggero, comunque in linea di massima il dislivello era inferiore. Qua quello che spacca è il fatto che è costantemente in salita fino alla cima. E questo fa di questo percorso un percorso easy, vero? Vero? Beh no, non è, cioè nel senso è medio. È meglio cosa? Non... No, è medio, non meglio. Credo che ce l'abbia con me. 1600 metri, 400 metri fatti. Qui sta avendo un attimo di scompenso mentale dovuto al fatto che qua giù c'è uno strapiombo a valle. E mi dispiace dire però che non si vede una benemerita fava. Quindi la mia preoccupazione è che sopra la cima del Monte Baldo non si veda un cazzo. E questo mi sconfinfererebbe veramente poco ai fini del video e della spettacolarità della vista. Ok, lassù c'è un po' più di sole e le nuvole sono un po' meno grigiastre. Oh no, c'è un sasso alto 20 cm. No, l'escursione è gradevole. Non è l'aggiornamento dei 100 metri. Al momento siamo a 1645, abbiamo fatto solo altri 50 metri di dislivello circa. Però era solo per far vedere un pochino questa apertura di panorama. L'aggiornamento dei 100 metri cos'è? Isoradio? No, perché adesso sto facendo un video ogni 100 metri di aggiornamento, giusto per variare un pochino. 1700 metri di quota, non so se si vede, però anche se è il contrario che se ne frega. Simone arranca, mancano altri 500 metri, ne abbiamo fatti 500, quindi direi che siamo ufficialmente a metà. Panorama del dislivello. In che senso? A metà del dislivello, certo. Panorama è sempre questo spettacolarissimo bianco. Simone sta campando e sta tenendo botta solamente perché sa che sopra c'è un rifugio con della birra. Oddio, la birra non so se c'è, però c'è un rifugio. Per fare questa gag ti sei mangiato almeno un metro di dislivello. Adesso devi risalire. Tra poco ci fermeremo anche a mangiare qualcosa perché sono le 10:24 e la fame inizia a farsi sentire. Bene, siamo arrivati a 1800. Simone è bello in forma, è in gamba. Potremmo fermarci qui? Saliamoli su? Salire non è il termine che voglio sentire. Mangiamoli su? Esatto. Ma poi io mi chiedo, sei in montagna, devi cagare, lo fai in mezzo al sentiero? Cioè, appartati un attimo, trova un qualcosa in mezzo. Perché tipo un trofeo, no? Ti vuol far sapere quanto ha cagato. E poi tipo un radar. C'è un'app per il cellulare che arriva una notifica quando qualcuno ha calpestato la tua merda in giro per... Che figata sarebbe? Un avvocato nel Pirellone di Milano. Blip blip. Lo vedi? Siamo ripartiti, si è aggregato con noi anche un cagnolino. Ehi là! Alle 9:10, 11:28, abbiamo altri 300 metri di dislivello. Qua si vede sempre di più, naturalmente, le nuvole pressoché assenti, cielo limpido, sereno. Noi per la gioia di Simone dobbiamo andare su per di là. Dici che sia popò? Non lo so, prova ad assaggiare. Penso Sì? che mi stiano sanguinando i talloni. Senti bagnato È dietro? stato freschino, sai il freschino
del sangue appena sgorgato. Sento odore di ferro. Sta iniziando ad avere qualche fastidio dovuto all'altezza. Dai che chi si ferma è perduto. Ok, siamo un po' sopra le nuvole, ma resta sempre il fatto che ci sono le nuvole che ci tarpano le ali nel panorama. E quindi mi sa che... Cosa? Ma cosa? Ma non c'è niente qui. E appunto è proprio amplificato col niente. Aspetta che andiamo a fare un'intervista. Cosa c'è che non va? Raccontaci le tue sensazioni. Il terrore più puro. Siamo al 1955 e a parte che lui è terrorizzato proprio a livelli industriali. La sua postura sembra quella di Paperon dei Paperoni, solo perché in questo punto qui... Solo, mi raccomando, il solo. Sì, solo perché in questo punto qui... Cosa vuoi che sia? C'è una curvetta che... dà sul niente. Che dà sul niente, cioè nel senso... Andiamoci, vediamo. Cos'è questo niente? Ma è molto meno spaventoso man mano che viene avanti, È in preghiera. Ci sei fermato poi tra l'altro proprio nella curvetta stretta. Ti conviene venire un po' più avanti. Sei a un pelo dal dirupo. Culo. E si sale. Dobbiamo costeggiare tutta questa parte. Dobbiamo andare lassù. No. Ti prego, siamo arrivati al 1955. Non abbandonarmi ora. Gli ultimi 200 metri, Bel. Gli ultimi 200 fucking metri. Ma scusa, fai come i cavalli che si mettono le bende ai lati per non vedere i serpenti o i topi o che cazzo ne so io. C'è una cavalletta sopra, a bordo di una cavalletta. Ma è bellissimo. Ciao. Ciao. Hai qualche consiglio da dare al mio amico per evitare la paura degli spazi aperti? No? Non essere qui. Lo stambecco, stavolta lo stambecco c'è veramente. Ed è quello là, anche se sgranato così fa schifo, ma vi assicuro che è quello lì. Ok, stiamo avendo seri problemi di autocontrollo fisico e mentale. La ragazza là dietro che avevamo interpellato prima le ha chiesto addirittura se vuole sedersi. E lui le ha detto no, prima che mi venga un attacco di panico. La vista fa schifo perché non si vede niente, ma per la sua fortuna in realtà. Domanda: anche se non si vede niente ti dà fastidio? Sì. Ah, ok, perfetto, allora la nebbia Se non è... fosse completamente grigio, nel senso che da lì a lì non si vedesse niente, Ed è proprio quello che succede. non mi darebbe fastidio. Non si vede niente, è No, completamente non è grigio. vero, non è vero. Ho appena sbirciato e si vede tutto. Non si vede tutto. Oh, cosa si vede, ragazzi? Cosa si vede? Cosa si vede? È tutto completamente bianco, non si vede Tutto ciò di assolutamente. cui c'è bisogno temere. Siamo ufficialmente a 2010 metri, abbiamo fatto la bellezza di 800 metri di dislivello in quasi 4 chilometri. Ecco, vedi che poi abbiamo fatto San Benedetto in Alpe una volta, la prima volta. Il bacio di Giuda. Dicevo che mi ha portato a San Benedetto in Alpe la prima volta. Sì. Ho detto che fatica. È bello, è una figata. Mi prendo la roba da trekking, quindi investo poco meno di 100 euro al Decathlon. Poi mi dice, ti porto qua, ti porto là. Ho detto, vabbè dai, stavolta ho fatto fatica ad arrivarci psicologicamente, lo avrà capito, no? No, non è vero. No. Allora Ed è stato sempre peggio, quello è vero. è stato un crescendo di paranoia. Quello è vero. No, non sto sciolta. non sto scherzando, è letteralmente dall'alto. Ok. Io posso fare 1, 2, 3, 4. Posso anche andare qua, cioè nel senso. Lui adesso non vede che sono sull'orlo di Io non ho idea di dove tu sia, Eh, ma nemmeno mi interessa. te lo farò vedere in video dove sono. Ma probabilmente mi cagherò addosso anche guardando il video. Ma se cadi rido. Scioppa. Andiamo. Ma muori se. Prima o poi tocca a tutti. È l'unica cosa che ti rincuora. Cioè, aspetta, Cosa ma dice? Giovane che passa, ricorda qui quando qualcuno c'è morto? Potresti essere tu il prossimo. Aspetta che mi idrato. Stiamo per affrontare quello che dovrebbe essere più o meno l'ultimo punto. Simone lo sta affrontando in maniera egregia.
Rifugio Telegrafo. E voilà. Eccolo lì. Andiamo qua su per vedere la splendida vista che non ci sarà. Ok, qua c'è freschino. La vista sarebbe bella se solo non fosse che non si vede un cazzo. Come ci si sente avere battuto le proprie paure? Ora io e il baffo condividiamo qualcosa di molto intimo. Un po' di nubi se ne sono andate, ma il discorso è che non si vede comunque una fava, ma vi giuro, proprio vi giuro e vi garantisco che là c'è il lago di Garda. Vi prometto che vi farò vedere in qualche modo che là c'è il lago di Garda. Bene, adesso stiamo scendendo verso il rifugio. Fortunatamente si sta un po' schiarendo, ma non abbastanza sicuramente da poter far vedere il lago e cose del genere. Questo sono piuttosto sicuro, però comunque la vista è sicura, cioè è bella. Io penso che mi prenderò qualcosa da mangiare, tipo un piatto di pasta o cose così. Simone invece ha già banchettato col proprio vomito. Giovanni! Rifugio Telegrafo. Ecco ragazzi, vedete, ho trovato una foto qui dentro il rifugio dove potete vedere quello che avreste potuto vedere. Noi prima nei video eravamo seduti qui, ebbene questo è tutto il lago che in realtà non avete visto. Ci siamo fermati al rifugio, abbiamo ordinato la pasta del giorno, che sono panna, funghi e speck. Grazie. E mangiare con questa vista qui, insomma, Titolo clickbait. Esatto. Crisi di panico in alta montagna. Esatto, crisi di panico in alta montagna. Più che vero, direi. Buon appetito. Vuoi mettere sul peso? Bravo. Pasta e pane. Maledetto. Appena finito di far mangiare le nostre pennette, panne e speck, e abbiamo deciso, già che ci siamo, di andare direttamente in cima. Ma io in cima non ci vengo. Vai a fare in culo. Per dimostrare al qui presente l'effetto della pressione atmosferica. A tutti gli spettatori, non solo me. Sì, ma sicuramente non sono stupidi come un sasso. E questo è un fatto. Quanto te. Vorrei piangere anch'io come quel cane in questo momento. Dimostrerò empiricamente che a 2200 e Rotti. la pressione atmosferica è decisamente inferiore rispetto a quella di meno 8 metri sul livello del mare delle nostre zone. Semplicemente chiusa e messa nello zaino. Per scrupolo ne avevo preparata un'altra in precedenza, come il nostro Giovanni Mucciaccia ci insegna. Vi aggiorneremo sull'esperimento quando arriveremo alla macchina. Quindi nulla, adesso scendiamo. Memorandum. Com'è se adesso arriva un elicottero e li schiaccia tutti quelli lì? Qua c'è così tanta nebbia che non riesco a vedere neanche più il sentiero praticamente. Occhio qua che scivolare un secondo. Questo è il bivio. Noi dobbiamo prendere il sentiero 6,52 verso il monte altissimo. Ok? Che poi è altissimo, vabbè, non sarà sicuramente più di 2005. Là è da dove siamo arrivati, mentre questo invece è il sentiero che dobbiamo imboccare per tornare a casa. Questo qui, presumibilmente. Sta spuntando è terrorizzata. Ma ti pare? Quanto sono questi? Saranno 100 foot? Ma lì c'è del legno, dai. Ma legno è marciscente.
Porca puttana, erano 40 centimetri di sentiero. E li hai passati egregiamente. Ma vai a fanculo. Però io ci vado, però ti vedo molto meno terrorizzato di prima. Non è vero. Siamo arrivati a questo bivio qui, se tornate indietro tornate di nuovo al rifugio, se andate via per di là, per quella stradina qui proprio che costeggia la montagna, andate nel 6,51 tratto Spino, rifugio Monte Altissimo, però per arrivare a Monte Altissimo sono almeno 6 ore e 10, tempo che non abbiamo. Noi invece dobbiamo andare a Caval di Novesa, Madre della Neve, Avio. 652 si scende giù per di là. Tra l'altro le riprese rendono bene sul fatto che quel punto potrebbe essere mortale. Che cosa? Io voglio sapere che cosa ci fa del terriccio qui. A parte gli scherzi, complimenti, sto punto qua all'andata non l'avresti passato neanche con... Sì, perché vedi? Col montacarichi. Vedi là? Ah, perché ci sono le piantine? No, è perché non si vede niente. Ah, ok. Magari buttate giù le voci che non tengo. Ciao. È l'idea. Che pezzente che sei. Sì, ma come i camosci sono andati su loro? Aspetta, lo devo riprendere da qui. Devo mettere il piede. No, comunque hai una forza d'animo che non lo so, è esagerato. Stai zitto. Aiuto. Se non sentiero questo. Credetemi voi che state guardando questo video, se scivola. Se scivola. Penso che espleti 1,5 kg di merda. Che cosa ho fatto? Perché è stato bravo e all'andata ti saresti bloccato. Vai avanti. Oh, bello però sto punto. Nel senso che ci sono continuamente scalini di roccia. E questo per le mie ginocchia è un toccasana. Comunque, no dai, il sentiero è bello, è solo un po' scomodo perché il ritorno è un po' del cheo. Ma che cosa si aspetta la montagna da me? La copertina di un album black metal, sta roba? Sì. Cioè, giusto per farvi capire cosa stiamo facendo da 2 ore a questa parte, stiamo scendendo quelle cazzo di rocce lì e ancora non accennano a smettere. E penso che non accenneranno neanche finché non siamo alla macchina. Comunque adesso giochiamo un pochino con la mappa. Ehi, guarda, la nostra macchina. No, non guardo. Vabbè, scusa. Vedete quella parte là? Aspetta che... Quella parte là, esatto. Là è dove abbiamo parcheggiato. Esatto cosa? Esatto cosa. Adesso giochiamo un po' con la cartina. La curva là, ok. Questa qui, che come dicevo lui sembra tipo una strada a forma tipo vaginica, è esattamente questa qui. Ok, questo qui è il rifugio, vedete, il rifugio Novesa. Questa qui è la curva dove noi abbiamo parcheggiato e questa qui è quella famosa forma vaginica là in fondo. Quindi, per vedere dove siamo, fondamentalmente dobbiamo tirare una linea che va da qui fino al sentiero dove siamo noi, quindi indicativamente siamo qui. Vabbè, sentite il lago di Garda, non sono riuscito a farvelo vedere. Contentatevi di quello sputacchio d'acqua. Ok, siamo appena usciti da quel sentiero là. Cioè da quel sentiero là, sì, da quello che vi ho detto prima, in mezzo alla boscaglia. Adesso non ci rimane che fare tutta questa parte qui fino laggiù, quindi questo sentiero qui fino alla strada. Ok. È spidello, Qua non sembra, ma effettivamente è ripido. Se tieni il telefono in orizzontale, si vede. Chiamali qua allora. Venite qui, amici. Siamo ritornati sulla parte asfaltata, tra pochi minuti saremo al tornantino dove abbiamo messo la macchina. Finalmente la visuale ci consente di guardare il lago di Garda in tutta la maestosità. Siamo dunque giunti alla macchina. Questo qui era il sentiero che abbiamo imboccato questa mattina alle 8:30. Questo qui è il cartello della Santa Messa. Non abbiamo fatto in tempo ad arrivare alle 11:30, ma comunque per mezzogiorno eravamo là.
La messa era già finita. La messa era già finita. Tipico sondaggio a fine escursione? Quando ti è piaciuto il percorso? Ora, se dovessi comunque togliere tutte le cose che mi hanno fatto paura, Ok. 8. E invece la fatica, quanto è stato faticoso da 1 a 10? Un 7,5. Quasi 8 meno per il semplice fatto che mi sarei aspettato molta meno fatica al ritorno. Invece il ritorno è stato bello. Non ho capito. La domanda che di solito io faccio sempre è: per quanti soldi lo rifaresti adesso? Rimbocchi quella stradina lì Cioè, adesso quindi e significa lo rifai tutto. significa trovarsi lassù di notte alla fine. Significa che sei lassù per le 9, per le 8 e mezza. Alle 9, messo come sono adesso. Sì, e sei in rifugio alle 9. Poi dopo devi scendere, non puoi dormire qui. Devi proprio rifarlo. Ah, Quindi torneresti giù che sono per l'1 di notte sei qui. che non sarà mai perché sarò qua alle 5 perché ho rotolato. Ok, quindi quanti soldi? 4-5 testoni, io ci sto. 4-5 mila euro lo rifà. Notare le mucche frisone. Sta pisciando.